Perdiamo 3-1 con il Milan, ragazzi, ed è davvero un peccato. È un peccato perché il Cagliari nel primo tempo aveva fatto una grande partita. Organizzati bene difensivamente, Vietesca, Dossena e Zidiaco stavano facendo veramente una gran partita. Non stavamo subendo tantissimo il Milan, eravamo bravi a ripartire subito e verticalizzare verso Luvumbo, che sicuramente è il nostro pericolo numero uno. Luvumbo prende, dribbla, i difensori del Milan non riescono tanto a contenerlo. Infatti troviamo anche il gol del vantaggio con un grandissimo sinistro di Luvumbo che quasi quasi sfonda la porta. E sembra che ci sono tutti i presupposti, ragazzi, per fare davvero una grande partita, perché secondo me nel nostro momento migliore, il momento forse dove si poteva cercare anche un ipotetico 2-0, arriva quell'episodio. L'episodio dell'errore di Radunovic, riemergono quelli che sono i fantasmi di Bologna, ragazzi. Radunovic non trattiene, un cross, lì c'è Okafor e il gol dell'1-1 del Milan. In quel momento, secondo me, ragazzi, abbiamo perso la partita, perché già, ragazzi, stiamo giocando contro una squadra più forte sulla carta. Se andiamo anche a regalare un gol del genere, mentalmente la partita è persa. Infatti poi prendiamo il gol del 2-1, forse un'altra incertezza di Radunovic nel secondo gol, perché c'è quel cross che entra nell'area piccola di porta, lui forse è in ritardo, forse il cross era troppo forte, sta di fatto che lì c'è Tomori ed il 2-1 in Milan. Finisce il primo tempo, nel secondo tempo ripartiamo bene, proviamo ad attaccare, Oristagno entra molto bene in partita, ma non basta. Loftus-Cheek, tiro da fuori aria ed è 3-1, ragazzi. Inutile cercare alibi, ottima partita di Luvumbo, ottima partita di Nandez, Shomurodov ancora, ragazzi, non si può parlare, ecco, di un calciatore, perché sembra che non ci metta neanche grinta in campo. Ma oggi, ragazzi, non mi va, ecco, di analizzare tantissimo. Sicuramente oggi una cosa è certa: la partita la perdiamo in quel momento che Radunovic fa l'errore. Dispiace, ma secondo me, ragazzi, mentalmente è così. E dispiace perché si poteva e c'erano i presupposti per mettere in difficoltà il Milan e per fare una grande partita. Il calendario non ci ha aiutato, andiamo avanti a lavorare, però, ragazzi, dispiace perdere partite in questo modo. Mister Ranieri dovrà fare i conti con l'ennesimo problema.